Ancora un attacco ad un bancomat, è il quarto in una settimana dopo quelli di Vo, Campodoro e Massanzago. Questa volta è successo alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di via San Giorgio a Santa Giustina in Colle nell'Alta Padovana. Colpo tentato perché, anche questa volta, come nei casi di Vo e Massanzago, i malviventi sono scappati a mani vuote. I banditi sono arrivati a bordo di un'auto di grossa cilindrata qualche minuto prima delle 4 di mattina. Dopo aver forzato il bocchettone da dove si ritira il contante, hanno posizionato all'interno del forziere una cosiddetta mattonella satura di polvere pirica. Hanno poi creato un innesco con una batteria d'auto. Molti i danni al bancomat e alla struttura per l'esplosione. In pochi minuti sul luogo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Cittadella e i colleghi della stazione di Campo San Piero, ma i malviventi erano già fuggiti. Dopo il primo sopralluogo, i militari dell'Arma hanno diramato le ricerche dell'auto sospetta. Sono stati organizzati più posti di controllo in zona, ma al momento chi ha colpito è riuscito a farla franca. Resta molta apprensione a Padova, in provincia, per quello che è il quarto colpo nel giro di pochi giorni. Una banda che probabilmente è alle prime armi con gli esplosivi, visto che anche a Santa Giustina in Colle, come a Vo e a Massanzago, è scappata senza riuscire a portare via niente.